Piacenza. Oltre 1000 ciclisti hanno partecipato alla Carnia Classic, che comprende anche la gara agonistica Gran Fondo di 134 km con partenza e arrivo a Tolmezzo e scalata al Monte Zoncolan. In gara anche i big come Gilberto Simoni, 2 volte vincitore sullo Zoncolan al Giro d'Italia, e Nicola Bohem, il servizio di Eva Ciuc. Allora, foto, grazie. Appena arrivato, com'è andata? Bene, bene, un'emozione fantastica. Lo sognavo di fare il Zoncolan, l'ho fatto e sono emozionato, mi viene fino a piangere. Una soddisfazione indimenticabile quella della scalata al Kaiser, quella stessa salita percorsa anche dai campioni del Giro d'Italia, che con un dislivello di 1210 metri in soli 10 km e mezzo e una pendenza media del 12% si attesta tra le più impegnative da affrontare in bicicletta. Voi sono bravo, ma chiedete a mia moglie se sono bravo. 2 i percorsi previsti per gli oltre 1000 cicloturisti iscritti, da 57 km e quello da 62 con salita sullo Zoncolan. Dopo un anno che vai in bicicletta a fare lo Zoncolan, non ci sono parole. La classica dello Zoncolan è anche la Gran Fondo di 134 km e 3080 metri di dislivello, facendo il passo Pura e lo Zoncolan per arrivare a Tolmezzo, gara vinta dal friulano Andrea Chiminello di Ovaro e tra le donne da Manuela Sonsogni. Una gara diventata un grande evento sportivo internazionale, soprattutto dopo il gemellaggio con il Giappone. Il coronamento di una 4 giorni molto impegnativa, di un grande lavoro di squadra che ha dimostrato che i grandi eventi in Carnia si possono fare anche con continuità, e credo che questo turismo delle 2 ruote abbinato allo sport abbinato al turismo sia un futuro che va perseguito, su cui la Carnia deve crederci ancora di più. La Carnia Classic Fuji Zoncolan è soprattutto una sfida importante dalle emozioni indimenticabili. Si prende su con calma, pian pianino si arriva. Con la pazienza si arriva. Sì, e con tanta forza e tenacia, e l'energia del sole. Dal ciclismo durissimo della Carnia Classica ad uno sport concettuale come gli scacchi.